Guardia di Finanza unite contro i crimini informatici. A Venezia ha firmato un protocollo che rafforza le azioni di sicurezza anche sul fronte delle nuove tecnologie. L'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio con i dati rubati ed il ricatto in cambio di denaro ha generato profonda impressione. Zaia, lapidario, nessuno pensi di fare altrettanto, noi riscatti non ne paghiamo. 6 a Padova, 12 a Rovigo, nelle ULSS venete scattano le prime sospensioni dei sanitari che rifiutano di vaccinarsi, saranno valide fino a fine anno a meno che il dipendente non decida di vaccinarsi. Tromba marina stamane a largo della Sacca di Scardovari a Porto Tolle, il fenomeno documentato per chilometri in tutta l'area sud del delta del Po. Uscito completamente di senno, minaccia agli impiegati e prende a calci le pareti dell'ufficio postale. Momenti di paura a Vicenza, 41enne di origini nigeriane denunciato dai vigili. Compie oggi 92 anni lo sceriffo Giancarlo Gentilini, storico sindaco di Treviso, arrivato a questo nuovo traguardo con lo spirito di sempre, idee chiare su vaccini e Green Pass. Applausi e festa per il ritorno nella sua Creazzo di Thomas Ceccone, medaglia d'argento e di bronzo con la nazionale di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Non mi aspettavo questa accoglienza, dice, voglio essere un esempio per i ragazzi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il protocollo siglato questa mattina a Palazzo Balbi tra la Regione e la Guardia di Finanza, un patto che rafforza le azioni di sicurezza anche sul fronte delle nuove tecnologie. Riscatti, qua noi lo diciamo chiaramente, a chi pensasse di fare un'azione di hackeraggio non ne paghiamo, per cui perdono tempo e basta. L'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio ha generato una profonda impressione. Bloccare i sistemi rubandone i dati in cambio di denaro è per il presidente Zaia un ricatto inaccettabile. Anzi, la Regione Veneto ha sottoscritto a Venezia un protocollo con la Guardia di Finanza proprio per rafforzare la tutela della legalità anche nel campo delle nuove tecnologie. È un sostegno economico per quanto concerne la formazione, perché come dicevo prima specializzare dei ragazzi che operino in materia di cyber security è tanto costoso, c'è bisogno di avere strumenti particolari che solo con un protocollo come quello che abbiamo sottoscritto oggi sarà possibile avere in tempi rapidissimi. Il protocollo tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza si inserisce in una serie di strette collaborazioni tra enti ed istituzioni in una fase delicatissima della vita economica. Pensate alle Olimpiadi, c'è qualche miliardata di euro, dietro al PNRR ci sono comunque miliardi di euro, 222 miliardi di euro. È inevitabile che il professionista delinquente che è abituato a infiltrarsi, è abituato a partecipare agli appalti, è abituato a fare i suoi business approfittando del fatto che c'è flusso di denaro, qui il flusso di denaro se ne sta creando, per cui bisogna evitare che l'economia venga drogata da infiltrazioni che poi non c'entrano nulla con l'economia libera e pulita. E ancora una volta, anche grazie ad un uso sapiente della tecnologia, è possibile non solo prevenire, ma persino predire le probabilità di un determinato evento. Io sono in grado oggi, con questo applicativo, di sapere se un soggetto che aveva un'azienda XY, che aveva un codice Ateco di un certo tipo, ad un certo punto mi fa una variazione nel codice Ateco. Guarda caso quel codice Ateco è un codice Ateco che corrisponde a una disponibilità in una delle 6 missioni del PNRR e noi siamo in grado di intercettarli direttamente. Sanitari Novax, a Padova in arrivo le prime sospensioni, saranno valide sino a fine anno a meno che il dipendente non decida di vaccinarsi. Sono 6 i sanitari Novax sospesi in queste ore dall'USL Euganea. È il primo provvedimento di questo tipo. Il SISP, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dopo aver istituito un'apposita commissione con il compito di valutare le singole posizioni, ha accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale di 6 dipendenti del comparto sanità che verranno sospesi come previsto dalla legge. Si legge nella nota ufficiale. Durante il provvedimento avviato dall'USL è stato dimostrato come questi 6 lavoratori avevano inequivocabilmente espresso il rifiuto alla vaccinazione. Al momento l'azienda sanitaria padovana ha aperti altri 335 accertamenti su dipendenti residenti in provincia di Padova e quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre sospensioni. Poi ci sono anche altri 180 dipendenti USL 6 Novax e non residenti in provincia di Padova che potrebbero ricevere un analogo provvedimento da parte della loro
sito USL di residenza. Le sospensioni sono fino al 31 di dicembre, come da normativa, salvo che l'interessato non decida poi di procedere a vaccinazione, nel qual caso verrà riammesso in servizio. Il direttore generale Paolo Fortuna auspica fortemente l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge, nell'interesse non solo del lavoratore ma dell'intera collettività, e ricorda che per gli operatori sanitari il vaccino è sempre possibile in qualsiasi punto vaccinale ad accesso libero. Ed anche l'ULSS 5 Polesana ha reso noto che stanno diventando operative le sospensioni dei professionisti che non hanno ancora fornito adeguate giustificazioni alla mancata vaccinazione anti-Covid. Più precisamente la sospensione interessa 12 operatori appartenenti a varie categorie e servizi aziendali, tra loro un medico, un educatore professionale e 10 infermieri. La direttrice generale dell'azienda Simeonato ricorda che il provvedimento non avrà conseguenze dirette sui servizi erogati ai cittadini, in quanto l'azienda ha provveduto a disegnare una nuova organizzazione dei servizi interessati attraverso una distribuzione e una nuova collocazione interna di altro personale. Testimonial della campagna vaccinale dell'ULSS 2 della Marca ad appena 13 anni, ecco Vittoria, studentessa del Ferracini di Codognè. Vedendo gli altri ragazzi che pubblicavano le proprie foto e perché hanno fatto il vaccino, volevo far vedere anch'io il perché ho voluto fare il vaccino. 13 anni, sguardo dolcissimo da cerbiata, così giovane e così consapevole. Vittoria sa di cosa parla perché il Covid lo ha conosciuto. Lei, la mamma, il papà, la sorella, la nonna che in ospedale ha visto morire i suoi compagni di stanza. Testa alta e sorriso in volto, così lancia un messaggio ai suoi coetanei dopo essersi vaccinata. Se avessi fatto anche il vaccino sarei riuscita a dare una mano anche ai dottori che ci aiutano a togliere questo virus. Voglio ritornare a scuola anche perché visto che abbiamo fatto la DAD, anche certi rapporti magari si sono allontanati. Vittoria è una delle giovanissime testimonial della campagna vaccinale dell'ULSS. Lei, come gli altri, è divenuta suo malgrado in pochi giorni oggetto dell'odio social, ormai fuori da ogni limite, che dilaga sul web ad ogni nuova testimonianza pro vaccino. Quelli che non fanno il vaccino sono i primi a dire che sono stanchi di stare a casa. Martina, la mamma di Vittoria, ha chiuso per quasi un mese la sua attività, una macelleria, a causa del virus preso a Natale. Durante il picco della prima e della seconda ondata portava la spesa a casa dei suoi compaesani ammalati. Alcuni di loro non ce l'hanno fatta. Fiera che la figlia porti con il suo volto la testimonianza anche della loro lotta a fianco di medici ed infermieri. Quello che hanno fatto nel periodo del Covid, perché hanno messo anche a repentaglio la loro vita per curarci, per curare tutti, e proprio per il rispetto loro è giusto cercare di dare un aiuto. Se questa è una chance, è giusto approfittare di questo. 563.445 prestazioni sanitarie, ospedaliere e ambulatoriali di screening sospese per l'emergenza Covid in tutto il Veneto saranno recuperate entro il 31 dicembre di quest'anno. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Emanuela Lanzarin. Avevamo chiesto alle aziende sanitarie, spiega l'assessore, di elaborare singole proposte aziendali. Avevamo previsto come termine per la trasmissione di tali piani il 30 di giugno 2021. Tutte hanno risposto entro il termine fissato e i singoli progetti sono stati oggetto di valutazione di fattibilità e congruità da parte dell'area sanità e sociale con esame positivo. Si passa quindi alla fase operativa. Non sarà né facile né breve, ma è un impegno che abbiamo preso e lo porteremo a termine. Le ULSS e le aziende ospedaliere dovranno porre la massima attenzione alle prestazioni traccianti all'area della psichiatria, neuropsichiatria e disagio psichico, alle prestazioni tempo dipendenti e alla gestione dei pazienti post-Covid. E nuove regole del Ministero della Salute per le visite agli anziani nelle RSA, ma dalle case di riposo si leva l'allarme. Ben vengano le nuove disposizioni, ma ci diano il personale. La carenza di infermieri è ormai drammatica, dicono. Intanto è di oggi l'appello dei sindacati dei pensionati per la vaccinazione degli over 65 che ancora non sono immunizzati.
Accelerare sulla campagna vaccinale per immunizzare anche quel 13% di anziani veneti che ancora manca. All'appello è quanto chiedono le segreterie generali venete dei sindacati dei pensionati, preoccupate per quei 160.000 over 65 che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Si tratta evidentemente di quello zoccolo duro di persone che, nonostante gli appelli, le lettere inviate a domicilio, gli inviti quasi porta a porta dei sindaci, non si sono ancora immunizzati ed ora, con il dilagare della variante Delta, rischiano di più. Che il vaccino funzioni è fuori di dubbio, lo dimostrano i dati delle case di riposo. Nel nostro caso, da gennaio ad oggi abbiamo vaccinato 2.000 persone e non abbiamo più avuto nessun caso di Covid. Io non so chi ha ragione o torto, io porto i dati di realtà. Ecco, il dato di realtà è questo. Cosa succede? Succede che la variante, cosiddetta variante, va a beccare soprattutto i ragazzi che non sono vaccinati e che portano all'interno della famiglia il virus, il quale va a intaccare quelle persone oltre i 65 anni che non hanno ancora la vaccinazione. Ed è di queste ore la circolare del Ministero della Salute sulle visite nelle RSA, circolare che richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare ad un familiare, purché munito di Green Pass, l'accesso alla casa di riposo per la visita al proprio caro, anziano o disabile, tutti i giorni della settimana per una durata possibilmente di 45 minuti, misura che all'ISRA di Treviso, con 700 visite di parenti a settimana, è già in vigore, anche se, sottolinea il direttore, il problema è un altro ed è sempre legato all'ormai drammatica carenza di personale. Il Ministero continua a fare le regole senza rendersi conto di come stanno vivendo le RSA. Non si può tenere aperto per sempre 45 minuti al giorno per tutti a 360 gradi senza il personale, o comunque in periodo estivo dove il personale va in ferie dopo 18 mesi di lavoro in miniera. Ecco, questo mi sembra che il governo sia poco attento a queste cose. Ci dia una mano e faremo così e molto di più. Il turismo ora, il luglio è andato bene ed agosto ha già dei numeri soddisfacenti per quanto riguarda gli alberghi di Jesolo. Questo mese le presenze turistiche sulla costa potrebbero toccare punte vicine ai livelli pre-pandemia, ma rimangono i dubbi legati all'applicazione del Green Pass. Ci vuole chiarezza. Oggi siamo al 3 di agosto, fra 3 giorni va in applicazione la norma e abbiamo ancora dubbi sull'applicazione puntuale della norma stessa. Incertezza e richieste di informazioni alla propria associazione di categoria scandiscono la vigilia dell'entrata in vigore del Green Pass tra gli albergatori di Jesolo. All'Associazione Jesolana Albergatori raccontano di telefoni che suonano a ritmo incessante. Dall'altro capo del filo, operatori del settore alla ricerca di certezze, rassicurazioni ed indicazioni che a volte non è ancora possibile dare. Per esempio, un albergo che offre anche servizio di ristorazione deve chiedere il Green Pass per far sedere a tavola anche coloro che pernottano lì? Rientriamo anche noi come strutture ricettive, che facciamo anche somministrazione, o siamo esclusi? Punto di domanda. Ora, con buona pace dei colleghi di FIP e dei locali, che capisco, certamente non saranno contenti qualora fosse, ma lo è stato fino a ieri. Quindi oggi noi siamo il 3 di agosto e non riusciamo a rispondere ai soci che, vi posso dire, nelle ultime ore ci hanno chiamato a centinaia, e tanto io quanto i miei colleghi del Consiglio di amministrazione e il direttore abbiamo risposto personalmente a questi soci dicendogli che stiamo attendendo una interpretazione puntuale. Nel frattempo l'estate 2021 ha già superato le presenze dell'anno scorso. Si registra un buon ritorno anche dai mercati stranieri. Nessuna cancellazione, le previsioni marciano verso quelli che erano i livelli del pre-Covid. Abbiamo chiuso un luglio con un'occupazione media nel settore alberghiero, sempre parliamo attorno all'80%, ovviamente con picchi di sold out nei weekend. Abbiamo delle previsioni per il mese di agosto fatte questa mattina stesso tramite il sistema benchmark del quale ci avvaliamo per valutare queste analisi, che danno già un'occupazione inserita attorno al 77% alla data attuale. Sappiamo sempre che poi agosto, comunque, dove c'è una percentuale interessante di italiani, normalmente prenotano un po' più sottodata, quindi è facilmente auspicabile e prevedibile che quel 80% di media di luglio possa essere anche superato per agosto e quindi arrivare ad una media attorno al 90% di occupazione per il mese.
Il maltempo tromba marina stamane alle 11:30 al largo della Sacca di Scardovari nel Rodigino in comune di Porto Tolle. Il fenomeno è stato visto per chilometri in tutta l'area sud del delta del Po. Paura alla spiaggia di Barricata dove gli operatori dei bagni hanno provveduto a chiudere immediatamente gli ombrelloni. Non si segnalano danni fortunatamente sulla terraferma in quanto il vortice ha interessato solo la superficie marina. Circa 2000 ettari nel Veneziano sono stati danneggiati dalla grandine dei giorni scorsi, danni che ammontano dal 50 al 100% nelle vigne e poi al mais e alla soia. Il maltempo nelle ultime ore ha danneggiato seriamente vigneti, mais e soia nel Veneziano. La zona più colpita è quella del porto gruarese, in particolare la fascia di territorio che comprende Pramaggiore, Loncon, Annone Veneto e il versante nord di Portogruaro nella località Belfiore. La grandine ha distrutto anche i vigneti in questa azienda di Musile di Piave. Alle 9 di ieri sera abbiamo avuto la tempestata che è durata circa un 15 minuti, 20 e praticamente abbiamo perso tutto quanto. Come puoi vedere, i danni sono superiori al 50-60%, si parlerà di un 70%. Siete assicurati? No, non siamo assicurati perché avevo assicurato negli anni scorsi, però siccome i costi sono talmente eccessivi, quest'anno ho detto proviamo a non assicurarci e difatti è capitato come nel 2007 che abbiamo perso tutto. Le grandinate dall'inizio dell'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono triplicate. Le aziende colpite hanno i danni che ammontano dal 50 al 100%, pregiudicato il lavoro di un anno con drammatiche conseguenze anche per il prossimo. La situazione è catastrofica, siamo sempre succubi di un meteo che non ci lascia scampo. Abbiamo delle grandinate ormai quotidiane sulla zona del Veneziano. I danni vanno su questi ultimi giorni su Portogruaro con circa 1500 ettari di vigneto colpiti duramente, ancora nei giorni scorsi per ben 2 volte nell'arco di una settimana, per arrivare poi qui a Musile, Millepertiche, quindi la zona di Jesolo e Sandona di Piave, colpiti appunto ieri tarda serata, e anche Cavallino. Di conseguenza gran parte del territorio è soggetto a queste grandinate dovute al grande cambiamento climatico che è in atto e l'unica possibilità che abbiamo di difesa è l'assicurazione. La cronaca, ora momenti di paura. L'ufficio postale di Contragaribaldi a Vicenza, 41enne da in escandescenza e poi al comando dei vigili si denuda. Uscito completamente di senno, minaccia gli impiegati e prende a calci le pareti dell'ufficio postale di Contragaribaldi. 41enne di origini nigeriane è stato denunciato alla polizia locale per interruzione di pubblico servizio. Sono stati veri e propri momenti di terrore per gli impiegati del piccolo ufficio postale, quelli vissuti giovedì 29 luglio, giorno peraltro di mercato nella contrada. Ero un po' coperta perché le bancarelle mi coprono, però ho sentito urla, ho sentito c'era un po' di parapiglia e poi mi sono venuti a raccontare una signora, un impiegato delle poste il giorno dopo, che c'era un signore che sembrava che dava di matto. Le sentivo fino a qui, le urla, quello sì. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale che lo hanno calmato per poi portarlo al comando in soccorso-soccorsetto per il fotosegnalamento. Il 41enne però non è stato collaborativo, rifiutandosi di sottoporsi all'accertamento, ma addirittura si è denudato aggrappandosi alla porta della cella di sicurezza. Il 41enne purtroppo non è nuovo ad episodi simili. Qualche giorno prima, sempre in centro, aveva bloccato il personale all'interno di un negozio per una presunta inefficienza degli impiegati. E minacce di morte all'avvocato e senatore padovano Nicolò Ghedini, accusato un praticante di Avellino. Sei uno sporco mafioso, vai ucciso, eliminato militarmente e i tuoi beni confiscati. E ancora, ti sparerò alla nuca. Sono solo alcune delle minacce contenute nelle lettere indirizzate all'avvocato padovano Nicolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi e senatore di Forza Italia. Autore delle minacce, un praticante avvocato di Avellino che non ha mai conosciuto l'avvocato Ghedini e non si è mai avvicinato allo studio padovano del legale, ma che ha precedenti specifici e denunce.
Le lettere e le telefonate minatorie risalgono allo scorso gennaio. Il giudice per le indagini preliminari di Padova, nel corso di un incidente probatorio, ha stabilito che l'uomo, autore delle minacce, è affetto da gravi deficit ed è potenzialmente pericoloso e ha disposto come misura cautelare la detenzione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza in cui vengono trattenuti gli imputati affetti da disturbi mentali. Pare però che in queste strutture presenti in Campania non vi sia spazio e il trentenne al momento è ancora a piede libero. Vandalismo minorile, l'allarme del sindaco di Noventa Vicentina, l'appello ai cittadini a segnalare le situazioni alle forze dell'ordine. Negli ultimi mesi abbiamo rilevato appunto queste situazioni di vandalismo, di incuria da parte di soprattutto minori. È l'allarme lanciato dal sindaco di Noventa Vicentina, minori sempre più protagonisti in negativo delle cronache, dal litigio per questioni di spaccio agli atti di vandalismo dietro al Teatro Modernissimo con tanto di scritti ingiuriosi verso i carabinieri. C'è stato un episodio, tra l'altro, nei pressi delle scuole, in modo particolare in via Cero, un gruppo di ragazzini che alle 19:30, quindi l'orario serale prima di cena, avevano preso a calcio una porta di una palestra. Noia, rabbia, maleducazione, scarso rispetto del bene pubblico animano questi giovanissimi di Noventa a distruggere e violare beni della comunità piuttosto che finire le serate in rissa, azioni che non cadono nel nulla ma hanno delle conseguenze. Viene vissuta come un gesto così privo di conseguenze. In realtà non è così, perché quando superano l'età di 14 anni sono penalmente perseguibili e puntualmente noi in ogni intervento, quando riscontriamo la presenza di minori che hanno superato i 14 anni, procediamo al deferimento all'autorità giudiziaria del Tribunale dei Minori di Venezia. Diversi quelli intercettati e denunciati dalla polizia locale anche a Noventa. Fondamentali in questi casi le segnalazioni dei cittadini in supporto al lavoro delle forze dell'ordine. L'avvisare in modo tempestivo, dare le giuste indicazioni a chi nel territorio lavora per la nostra sicurezza è importantissimo. A Treviso ora compie 92 anni Giancarlo Gentilini, storico sindaco della città, che è arrivato a questo traguardo con lo spirito di sempre. Tanti auguri a te, tanti auguri Giancarlo, tanti auguri a te. L'immancabile brindisi con gli amici, le foto con i passanti. Per i suoi 92 anni Giancarlo Gentilini si è regalato quello che ama di più, un paio d'ore tra la gente, il suo popolo, come chiama i trevigiani. Qual è il segreto per arrivare a 92 anni così? Vedi, non approfittare mai delle proprie forze, centellinare nella vita, ma bisogna avere dentro a se stessi una carica vitale che forse è uno dei presupposti della stirpe del Piave. Buon compleanno! Ecco, grazie, vedi, gli estremi si toccano e quindi c'è un momento in cui le diatribe le buttiamo giù nel Sile. Appunto, e adesso invece è un momento di felicità. Al quartier generale dello sceriffo davanti a Cassugana arriva l'assessore Sandro Zampese e pochi minuti dopo anche Mario Conte. Signor Sindaco, auguri! Vabbè, bisogna che te guardi, no? Auguroni al nostro sceriffo, auguroni. L'allegria di un nuovo straordinario traguardo, poi Gentilini si fa serio e dedica un pensiero alle ostesse storiche di Treviso. Mancano due persone care che hanno segnato la storia della città di Treviso, la Beppa e la Ettorina. Ogni anno erano qua, ma quest'anno ci benediranno dal cielo azzurro. E la ecco. le rappresenta. E la le rappresenta. Vista anche la sua età, Gentilini è stato tra i primi a vaccinarsi contro il Covid e su questo tema non ha esitazioni. Il vaccino deve essere obbligatorio. Quando c'è una legge sono soltanto le forze dell'ordine pubblico che devono presiedere e quindi libertà assoluta di entrare in tutti i locali e chi viene trovato in fallo dalle forze dell'ordine va penalizzato. Allora vedrai che tante cose si calmeranno.
Le Olimpiadi di Tokyo, ora anche il Veneto festeggia, c'è anche il ciclista veneziano Francesco Lamon di Mirano nel quartetto azzurro che stamane alle Olimpiadi di Tokyo ha stabilito il record del mondo dell'inseguimento a squadre nella semifinale contro la Nuova Zelanda, un risultato eccezionale per l'Italia che si giocherà l'oro olimpico contro la Danimarca. Lo storico tempo fatto segnare dal gruppo capitanato da Filippo Ganna prima di questa Olimpiade, il record italiano era stato di 12 primi più lungo. E Creazzo in festa per Thomas Ceccon, campione olimpico vicentino di nuoto che è rientrato dal Giappone. Il coro dei giovani atleti e fan di Thomas Ceccon accolgono così il nuotatore vicentino che esibisce con orgoglio le 2 medaglie olimpiche conquistate a Tokyo, argento della 4% stile libero e il bronzo per la 4% mista, stabilendo un nuovo record italiano di specialità. Thomas, appena rientrato dopo 12 ore di viaggio, è stato subito portato agli impianti natatori della Leosport di Creazzo, dove si è formato atleticamente e dove tutti erano in attesa di festeggiarlo. Le medaglie è qualcosa di sicuramente inaspettato, poi sono tornato qui che è praticamente dove mi sono sempre allenato, casa mia praticamente, non mi aspettavo di trovare tutta questa gente, tutto questo calore e tutti anche i miei compagni di nuoto, quindi di questo sono veramente emozioni che si vivono poche volte nella vita e sono molto contento di questo. Spero appunto di dare il buon esempio e di averlo dato anche quando ho gareggiato, ma comunque anche quando mi allenavo qua e non ero ancora tra virgolette nessuno. Chi dedichi questi risultati? Sicuramente alla famiglia e a tutti quelli che si sono alzati alle 3 di mattina, perché da noi era alle 10, 11, qua erano le 3, quindi soprattutto quelle persone che mi hanno sostenuto, che si sono volute alzare, svegliarsi per sostenermi. Non è assolutamente scontato questa cosa, perché insomma, e quindi a tutte queste persone che mi hanno sostenuto. Adesso faccio un po' di vacanza permettendo, poi ovviamente pianificheremo per Parigi, e prima per le altre tappe, poi ovviamente per Parigi. 3 anni sembrano tanti, ma invece in realtà è quasi già alle porte. Ed era questo l'ultimo servizio per il nostro TG del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Come sempre un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di domani con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Arriva un nuovo sistema perturbato. Nel Mirino ci sarà il nostro territorio interessato ancora da frequenti temporali. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 4 agosto. Sul Veneto il tempo peggiora fortemente, sarà infatti come vediamo una giornata spiccatamente instabile, con molte nubi dappertutto e con piogge diffuse un po' su tutte le province della nostra regione. Attenzione perché non sono esclusi fenomeni anche violenti, con grandine e forti colpi di vento. Generale calo delle temperature, minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo molto variabile, con cielo grigio e con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo temporali anche in questo caso dappertutto e localmente potranno essere anche di moderata intensità, dunque attenzione. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 25-26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.